scritta. Siete stati rifiutati Sì, e esatto. addirittura ha detto ai poliziotti in divisa, noi fuori di qua non vogliamo vedere divise qui. Sì, così è andato, cari telespettatori e cari direttore. Avevamo chiesto alcuni giorni fa, appena saputo notizia che giungeva il ministro in città, abbiamo chiesto di poterlo incontrare. Per cosa? 5 minuti. 5 minuti. Perché? Perché sapevamo qual era il programma del ministro, quindi per 5 minuti volevamo spiegare, invitarlo magari anche nella nostra questura a vedere come erano i poliziotti che fanno alzare l'asticella. Lei ha dimenticato una cosa di Pordenone, l'asticella ha 49 anni di età media, siamo i primi a e il sotto organico, quindi l'invecchiamento della polizia pordenonese. Volevamo dare queste notizie al ministro, che ci ascoltasse, perché insomma viene nella tua città, vuoi incontrare i tuoi uomini. Benissimo, ma non solo, l'ha detto lei, e stamattina il cerimoniale ha allontanato i colleghi che erano i presenti in divisa. Io forse ho detto ai colleghi stamattina alle 8, guardi, alle 7, 7 e mezza hanno cominciato a chiamarmi per darmi questa triste notizia. Ho detto guarda, o si è accorto che le divise che ci sono vecchie, e allora lo sa e non vuole far fare brutta figura, o non vuole vedervi perché sa che siete vecchi, colleghi, siamo tutti anziani. Molto probabilmente voleva dire tutte queste cose, invece no, voleva stare in uno stato non di tensione, non voleva creare allarmismo, come se non si sapesse che all'Hotel Moderno dormisse il ministro. Era blindato. Cioè, la città era blindata, benissimo. Allora, questa è la vergogna, direttore, perché queste cose vanno dette. Cioè, a Pordenone non è vero che i reati sono diminuiti, no, ma l'ha detto lo stesso ministro. Vi ricordate quando abbiamo portato la carta del ministro, ogni fine anno portiamo i dati? Bene, i reati sono aumentati del 27%. Stranamente è avvenuto a Pordenone. Io ho chiesto ufficialmente di incontrare il ministro, perché magari telefonando all'amico onorevole Isidoro Gottardo un incontro di 5 minuti sicuramente sarebbe uscito, ma io sono un poliziotto, sono un sindacalista e ho chiesto a favore di colleghi. Ho seguito la mia prassi, ho avvisato il questore, tutti allarmati perché pensavano che Padrone facesse una manifestazione, accusato di terrorismo ideologico. Vabbè. Allora, direttore, volevo chiedere al ministro che fine hanno fatto i soldi, quei 80 euro promessi alle forze dell'ordine, quando per fare 3 contratti scaduti non ne ha trovati, oggi volevano dare 80 euro. Al comparto sicurezza 40.000 uomini delle forze dell'ordine, dimenticandosi dei pompieri e dei vigili del fuoco, che fanno parte del comparto sicurezza. Spariti! No, ma io guarda, io spariti. Dico la verità, a questi partiti oggi esistenti non ci credo più. Ha ragione. Nessuno, non credo più a nessuno. No. Io tra l'altro parlo anche per quanto riguarda le banche, quando ho visto queste persone anziane che sono rimaste senza un soldo, non ho visto, hanno salvato le banche e non queste persone anziane turlupinate dai funzionari di banca, turlupinate, non ho visto un politico che ha alzato un dito. È una classe politica la nostra da cacciare a pedate nel sedere, nessuno escluso. Grazie, grazie a voi. Con una nota